Buongiorno, eccoci alla 12ª puntata e penultima, perché ormai ci siamo, è il 22 di luglio e mi mancano 82 km all'arrivo. Mi mancano 82 km all'arrivo e sto bene, malgrado il collasso del giorno precedente mi sento in forma e sono veramente felice di poter proseguire il mio cammino. E sarebbe stato veramente una disdetta fermarsi qui, però diciamo che sono stato ben assistito da Alessandro intanto e da qualcun altro. Allora, con Alessandro partiamo che sono le 6 meno 10 dopo una colazione frugale, chiaramente come ogni volta, e proseguiamo per 17 km prima di fermarci a Palas de Rei. A Palas de Rei mancano 65 km all'arrivo. Quando vedo il cippo dei 65 km all'arrivo mi devo fermare. Allora, io sono un ragazzo del 65 e, e mando una foto in diretta ai miei coscritti del 65 vicino al cippo del 65. Ecco, molto contento e dedico loro questa foto, dedico loro questa tappa del mio cammino. A Palas del Re ci fermiamo anche in un supermercato dove prendiamo qualcosa da mangiare per la nostra colazione, prima di arrivare prima di fermarci prima di fermarci al posto in cui avremo il nostro pranzo. Diciamo che il nostro pranzo dove ce l'avremo oggi? Allora, un altro punto fisso sulla Cammino di Santiago è Melide, si chiama Melide questo posto dove è famoso il pulpo alla gallega di Ezechiel. Da Ezechiel si mangia un pulpo alla gallega, famoso forse in tutta la Spagna, ma dove ogni pellegrino deve fermarsi. Poi probabilmente è anche un po' inflazionato perché si dice che il pulpo alla gallega si possa mangiare bene e molto meglio anche da qualche altra parte, però il pulpo di Ezechiel ormai rimane una tappa fissa nel nostro cammino. A Melide arriviamo alle 13 giusto in tempo per il nostro pranzo. Chiaramente io e Alessandro ci sediamo, ci accomodiamo in questi tavoloni belli, enormi. C'è un pentolone di rame che sta bollendo in un camino dove viene fatto bollire questo polipo, che viene cucinato in maniera veramente particolare, veramente saporita. Allora, ci sediamo di fianco a due signori un pochino più anziani di noi, che però non sono pellegrini, ma sono lì per mangiare il pulpo alla gallega. Allora, loro ci sentono parlare in italiano e subito attaccano bottone, dicendoci che un loro figlio lavora in Italia, che l'Italia è bellissima, l'Italia è fantastica, che la lingua è meravigliosa. Sinceramente non abbiamo tanta voglia di parlare, no? Siamo molto stanchi e abbiamo voglia di mangiare, però è anche scortese non dar retta a due persone che hanno voglia di scambiare due parole. Pertanto rimaniamo un po' al gioco e cerchiamo di rispondere. Tra l'altro loro sono galiziani, sono proprio della zona e continuano a vantare le meraviglie della loro regione. L'acqua è più buona, il vino è più buono, il pesce è più buono, è tutto più buono in Galizia, no? Riescono a vendere bene i loro prodotti e devo dire che in parte hanno anche ragione, L'acqua come l'ho trovata in Galizia, per esempio, non l'ho trovata da nessun'altra parte. Sarà anche perché è un paese, diciamo, di montagna, quindi magari che viene dalla montagna è molto più buona. Comunque, proseguiamo, rimaniamo a chiacchierare molto con questi signori e dopo il primo piatto di pulpo ne chiediamo un secondo. La gola per il pulpo alla gallega è veramente tanta. E viene accompagnato chiaramente con un buon vino rojo, vino rosso praticamente del galiziano. Polipo leggermente speziato, leggermente con del peperoncino rosso, col vino, la morte è sua, è la morte sua. A un certo punto arrivano già le 2, 2 e un quarto, comincia a farsi caldo, noi abbiamo ancora della strada da fare e io decido di andare, dico dai Alessandro andiamo. Ma Alessandro è, siccome è un bel ragazzone di 23 anni, ha una fame da lupo, allora lo stomaco non finisce mai,
Dice, guarda Angelo, io vorrei fermarmi e mangiare un terzo piatto. Dico, va bene, fai come vuoi, io che sono un pochino più vecchietto, comincio a partire, comincio a incamminarmi, tanto tu poi mi raggiungerai. E così è, e così è. Io saluto cordialmente i due signori spagnoli e saluto Alessandro, do un arrivederci perché da lì a poco lo rivedrò e pago il mio conto e proseguo. Niente, faccio pochi chilometri, ma veramente il caldo è insopportabile. Probabilmente il vino fa la sua parte e il pulpo pure. E mi devo fermare. Dopo 2 chilometri e mezzo, 3, mi fermo. Accidenti, è veramente dura, la vedo veramente dura. Ho un fastidio ai piedi che non vi dico. Tant'è che mi tolgo gli scarponi, la soletta e metto la soletta che avevo tra il piede e la calza e non sotto la calza perché questa soletta continuando a scivolare mi dava veramente fastidio. Allora, il tempo di fare questa operazione che vedo già Alessandro in arrivo, chiaramente mi raggiunge, per lui è un attimo, e proseguiamo il nostro cammino. Io con molta difficoltà, lui cerca di starmi vicino, di non abbandonarmi nel mio cammino, perché si sta prendendo cura di me, è il mio angelo custode in quel momento. Arriviamo a Ribadiso da Baixo, dove c'è un fiume bellissimo, dove c'è gente che fa il bagno, si rinfresca. Sono le 4:30, sono le 4:30, 5, la tentazione di fermarci è veramente tanta. Alessandro secondo me si fermerebbe anche. Io mi dico che bisogna andare avanti, mi dico che bisogna andare avanti perché domani sarà l'ultima tappa e voglio rendere la tappa un pochino più leggera di oggi, quindi più strada faccio oggi e meno ne farò domani. Voglio arrivare abbastanza fresco a Santiago, perché poi dovrò ripartire quasi immediatamente. E, e niente, resistiamo a queste tentazioni di farci un bagno nel fiume e proseguiamo. Proseguiamo ed arriviamo ad Arzua, e decidiamo di fermarci. Ad Arzua mancano 37 chilometri e mezzo. Oggi ne abbiamo fatti quasi 46, quindi 46 chilometri oggi, sono già le 6 di sera, sono già le 6 di sera e domani ci mancheranno 37 chilometri e mezzo che pensiamo di fare, non dico tranquillamente, ma in assoluta scioltezza. In assoluta scioltezza, saranno 10 chilometri meno di oggi. Ad Arzua facciamo un po' di fatica a trovare l'alberghe, perché chiaramente ormai ad Arzua si concentrano gli ultimi 40 chilometri, già da un pezzo sono confluiti tutti i cammini della Spagna sul cammino francese e quindi c'è veramente tantissima gente in giro, tra turigrini e pellegrini ovviamente. E il primo alberghe dice che non c'è posto. Fortunatamente nel secondo alberghe riusciamo a trovare due posti. È un condominio, è una cosa un po' strana, è un alberghe che è un condominio e ogni piano ha i suoi letti. Troviamo alloggio in questa postazione, in questo letto, e insieme a Marco, insieme sì, continuo a chiamarlo Marco e invece è Alessandro ovviamente, insieme ad Alessandro. Ecco, andiamo a mangiare. Tra l'altro lui rifiuta, non mangia la sera perché dice io sono ancora pieno dei 3 piatti di polipo alla gallega di oggi. Mentre io devo mangiare qualcosa. Ho fame e mangio qualcosa. Non tantissimo, giusto un panino con la solita birretta fresca. E mentre sono lì a mangiare da solo, ho un pensiero. Ho un pensiero. Allora, nel 2008 arrivai a Santiago, comunque feci il cammino con Marco, che è un ragazzo marchigiano di Monteleone di Fermo, che tra l'altro, tra parentesi, è sindaco, sindaco del paese. E questa volta sto arrivando con Alessandro. Allora, prima Marco e poi Alessandro. E qualcuno si chiederà, e allora cosa c'è di strano? Beh, la cosa particolare e strana che mi fa pensare è questa. Marco e Alessandro sono i nomi dei miei due fratelli.
Mi sembra di averli vicini in questo modo, no? Nel 2008 Marco e nel 2015 Alessandro. 3 milioni di nomi dovevano capitare proprio loro. Io a volte prendo queste cose come dei segnali, come dei segni che non si riescono a spiegare oppure non si possono spiegare. E niente, facendo questa considerazione scrivo un messaggio a Marco. Sì, dai, ancora Marco. Alessandro. Scrivo un messaggio ad Alessandro e gli dico: Guarda, Alessandro, sono proprio contento che tu arriverai con me domani a Santiago perché nel 2008 arrivò un tale Marco e Marco e Alessandro sono i nomi dei due miei fratelli, i miei due soli unici fratelli. Niente, finisco di mangiare e lui mi rimanda un messaggio che mi commuove e niente, quando lo rivedo lo abbraccio forte. In quell'abbraccio c'è tantissimo, un abbraccio che significa tantissimo. Bene, ho finito anche questa penultima puntata. Domani, la prossima volta, ci rivedremo per la puntata finale, quella che mi porterà a Santiago de Compostela. Un abbraccio e un bacio. Mua!